Dietrich Bonhoeffer diceva che il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini. È in questo contesto che possiamo collocare la simpatica iniziativa Dona un gioco, organizzata dall'associazione no profit Iniziativa Donne, che in un'epoca così frenetica trova il tempo di pensare ai cittadini più piccoli della nostra società. Torna anche quest'anno Dona un gioco, un'iniziativa promossa dall'Associazione Iniziativa Donne in collaborazione con il Comune di Sora. L'iniziativa vuole donare un sorriso a chi è meno fortunato di noi, ai bambini in difficoltà e in povertà. È rivolta a tutti i bambini perché i bambini non hanno né razza né etnia né età. Un bambino è un bambino e ha bisogno di essere felici a Natale, come lo sono i nostri e come lo saranno anche quelli del futuro. Quindi noi invitiamo le persone a continuare a donare poiché sarà possibile portare doni anche presso la biblioteca di Sora nei giorni a seguire fino al 20, quindi donate e siate solidari. Supportata dall'amministrazione comunale della città di Sora, Dona un gioco vuole regalare sorrisi, oltre che giocattoli, ai bambini più bisognosi e permettere così a dei genitori in difficoltà di vedere felici i propri figli in prossimità delle feste natalizie. Sfidando le rigide temperature di questi giorni, le ragazze dell'associazione hanno allestito anche quest'anno un piccolo gazebo in piazza Maier Ross per la raccolta di giochi in buono stato, che saranno poi consegnati alle case famiglia del territorio e al reparto di pediatria del Santissima Trinità. Anche quest'anno il Comune di Sora ha deciso di patrocinare questa importante iniziativa a cura dell'Associazione Iniziativa Donne, Dona un gioco. Questa importante iniziativa ha l'obiettivo di donare un sorriso ai bambini più bisognosi del nostro territorio, quindi si raccoglieranno questi giochi usati. Questa mattina siamo qui presenti con un gazebo in piazza Maier Ross, ma si potrà donare in qualsiasi giorno donandolo presso il front office della biblioteca fino al 20 dicembre. I giochi verranno poi distribuiti in base ad un calendario di appuntamenti sia presso il reparto di pediatria del nostro nosocomio e alle famiglie più bisognose del nostro comune, e poi verranno consegnati anche presso alcune case famiglia presenti nel circondario, quindi nel nostro Hinterland provinciale. Questa iniziativa è stata patrocinata anche l'anno scorso, è un'importante iniziativa perché permette in un periodo natalizio come è questo di donare comunque un sorriso a quelle persone che sono più svantaggiate degli altri, e quindi di rendere il Natale più sereno anche alle famiglie che non hanno la possibilità di goderlo appieno.